114 sono le convenzioni della durata di almeno 5 anni finanziate dalla Regione Veneto, 349 comuni interessati, nella maggior parte dei casi, il 60,5%, sono convenzioni stipulate tra due comuni e riguardano generalmente un solo servizio, principalmente i servizi scolastici, i lavori pubblici, il servizio informatico o la polizia locale. È la nuova forma applicata di federalismo funzionale che sta prendendo piede in questi anni grazie anche ad una spinta importante della Regione e dovuta soprattutto alle difficoltà economiche che devono affrontare gli enti locali. Così capita sempre più spesso che i singoli comuni si associno e vengano create delle reti intercomunali per gestire e governare alcuni servizi. In totale al 2008 in Veneto si contano 157 esperienze di gestione associata, di cui la Regione Veneto ha finanziato fino all'80% delle spese preventivate, fino ad un massimo di 120.000 euro l'anno. Negli oltre 580 comuni del Veneto, dei quali la metà sotto i 5.000 abitanti e quindi piccoli comuni, non ci sono né le risorse finanziarie né le risorse umane per rispondere in modo attrezzato alla sfida, che è la sfida di dare servizi adeguati ai cittadini in tema di welfare state, sia la sfida che è quella di contrastare in qualche modo i grandi fenomeni della globalizzazione come l'immigrazione. Un esempio per tutti l'Unione dei Comuni del Campo San Pierese, costituita formalmente nel 2001 da 8 amministrazioni comunali. Prima di allora i servizi per abitante costavano 15 euro, oggi costano 11 euro per un valore triplicato del servizio. Altro aspetto importante è che non sono stati aumentati i dipendenti dei singoli comuni e che in quest'ottica sono stati razionalizzati e ottimizzati i servizi, come per esempio quello di protezione civile, di polizia locale, uno sportello unico per le imprese, il difensore civico. Da questo punto di vista, senza evidentemente togliere nessuna autonomia ai comuni, ecco perché è difficile poter fondere i comuni, perché questo non ci riusciremo mai, la storia e la cultura è contro questo. Ecco, però ci incamminiamo in questa comunione tra i vari comuni piccoli.